Notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Spazio Più. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri. Buon pomeriggio, buon ascolto a tutte le gentili ascoltatrici e tutti i gentili ascoltatori di Radio Libertà. Questo è lo Spazio Più del venerdì in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo della Polizia Penitenziaria. Io sono Mimo Magnetta, rappresentante appunto il conduttore di questa trasmissione storica che appunto ha dato la voce al popolo dei lavoratori delle carceri, perché tanti hanno sempre dato le voci a chi in carcere ci va per trovare i carcerati, io invece sono stato il primo a dare la voce a chi ci lavora. E con me come co-conduttore di questa trasmissione ormai che dura in questa radio da 6-7 anni, c'ho il mitico segretario generale aggiunto del SINAP, Antonio Fellone. Antonio, ci sei? Buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria, grazie a te Mimmo, un saluto alla regia e niente, ci siamo. Abbiamo un nuovo regista oggi, lo sai, abbiamo un nuovo regista, il giovane Lorenzo da Terni, hai capito? Da Terni? Da Terni, sì. Lo stato di recente, Terni, un bel carceretto, non vivo un momento Antonio Fellone, ogni volta che parliamo di posti tu pigli e tiri fuori carcere, un po' come il sottoscritto quando girava i posti prima, la prima cosa che andava a guardare chi erano i mercati. No, perché tutti mi dicono beato te che tu giri, sei sempre in giro, ma io giro, sto sempre in giro, ma nelle carceri, no nelle città. Magari mi capita di andare in qualche città che mi piacerebbe visitare, ma non riesco perché andiamo in carcere, facciamo l'attività che dobbiamo fare e poi si ritorna. Beh, comunque tu calcola che una volta i carceri erano tutti situati nei centri dei paesi, delle città, perenne monito per chi appunto voleva fare il malandrino. Perciò anche quando vai a girare i carceri, se sono ancora situati nel centro della città, mica vai male. Alcuni ancora sì, San Vittore, Napoli Poggioreale, Brescia, ci sono tanti, Mantova, che è vecchissimo, anche Mantova ci sono, i minori di Bologna, ma tanti istituti sono ancora nel centro città. Pure quello di Trieste, io appunto... Su quello di Trieste ne ho sentito parlare stamattina, ho letto la notizia sul televideo che c'è stata una rivolta. Sì, ci sono stati una decina di facinorosi che hanno fatto un po' di casino, diciamo. E ci sono stati 5 colleghi tuoi che sono finiti in ospedale o ho letto male? Sì, c'è stato un po' di casino, ma una decina di detenuti, la rivolta è alta, fortunatamente non è stata poi una rivolta. Diciamo una decina di detenuti facinorosi hanno protestato. Il periodo è quello che è. In estate purtroppo negli istituti penitenziari spesso accade, perché noi che siamo fuori soffriamo il caldo, magari accendiamo l'aria condizionata, stiamo bene, ce ne andiamo in vacanza, chi è stressato, magari si rilassa un attimo, beato e chi esce. Non è il mio caso. Come pensa io sono in vacanza, ma comunque sono sempre comunque operativo e quindi dall'altra parte ci sono persone recluse. Ho questo caldo, magari c'è il facinoroso di turno, c'è sempre il solito detenuto che non è addetto al rispetto delle regole, inizia a creare i casini. Purtroppo noi che facciamo questo lavoro e conosciamo questo ambiente siamo abituati, che purtroppo noi da anni è così. Ogni istante è rovente, ogni estate è rovente. Quindi calcolando che ovviamente con il piano FER in atto il personale è di meno rispetto a quello previsto. E quindi purtroppo noi in estate spesso queste cose accadono. E non è che accadono solo ora che c'è il governo Meloni, accadevano sempre, perché in estate anzi, forse riacutizzano di più, perché dobbiamo ricordare che questo governo delle cose che ha fatto ha chiuso i detenuti, quindi non ci sono più detenuti aperti se non sezioni con trattamento avanzato, quindi la possibilità di rivolte o altro sono molto molto di meno.
già questa è tanta roba, perché se ricordi bene noi facciamo questa trasmissione da anni e puntualmente ogni estate stavamo a raccontare che ogni giorno accadeva qualcosa in qualche istituto. Fortunatamente oggi basta andare a guardare anche la rassegna stampa. Purtroppo non si sono azzerati, però possiamo dire che il numero è calato vertiginosamente, quindi qualcosa di buono è stato fatto, qualcosa di buono ancora si deve fare, perché la strada è ancora lunga e noi in salita, però voglio dire, lavoriamo nelle carceri dove troviamo persone che, voglio dire, se lì qualcosa hanno fatto, quindi non è un lavoro facile, è un lavoro che ti prende tanto, c'è bisogno di tanti sacrifici, bisogna farlo con passione, con serietà. Dico che la stragrande maggioranza degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria lo fa tutti i giorni con passione e abnegazione. Diciamo che grazie a loro, se spesso all'interno degli istituti penitenziari, il peggio non accade in mafia. Certo, grazie a loro, grazie ai funzionari civili e grazie appunto anche ai volontari e religiosi, certo, che in tutti pratica... gli operatori che lavorano all'interno dell'istituto penitenziario, vogliamo ricordare, ci sono i funzionari giuridici pedagogici, I vecchi educatori. I vecchi educatori. Ci sono anche gli psichiatri che però sono sempre pochi, mi dicono. Ce ne dovrebbero essere molto di più a fronte dell'aumento di detenuti psichiatrici con problemi psichiatrici, insomma. Ma questo è un problema che devono risolvere le regioni, perché tu inizi all'interno degli istituti di area sanitaria gestita dalle regioni, quindi spetta a loro investire. Diciamo che ci sono alcune parti d'Italia dove la situazione è più critica rispetto ad altre, però hai effettivamente ragione. Purtroppo a noi oggi negli istituti penitenziari ci troviamo tantissimi detenuti psichiatrici, tantissimi detenuti affetti di problemi alla sfera pubblica e il numero degli operatori è veramente esiguo. Noi come agenti di polizia penitenziaria siamo preparati a garantire la sicurezza all'interno degli istituti e ci occupiamo di quello. Purtroppo non siamo capaci di fare altro, tra l'altro non siamo preparati, ma ripeto, siamo tutori dell'ordine, non siamo medici. Però per quanto una parola di conforto quando appunto vi trovate in certe situazioni con detenuti che sbarellano, la tirate sempre fuori, siete capaci, insomma. Quello sempre, quello lo facciamo da anni. Certo. Però Mimmo, a volte oggi soprattutto ti confronti con detenuti che fai una fatica abnorme anche a parlarci, perché anche la parola di conforto, con la tipologia di detenuti presenti negli istituti penitenziari in passato riuscivi, perché comunque tanti erano detenuti italiani, riuscivi a capire il problema, a cercare di parlare. Oggi a noi purtroppo ci troviamo a che fare con tantissimi detenuti stranieri, tanti non parlano la nostra lingua, tanti protestano per il nulla, usano dei pretesti, ci sono persone che non ragionano, quindi tu quando ti confronti con una persona che non ragiona puoi dirgli tutte le parole di questo mondo di conforto, puoi stargli vicino, puoi spiegargli tutto quello che potrebbe avere, quello che purtroppo non può avere, ma se dall'altra parte non recepisce fai veramente tanta fatica. Il problema è che tanti di questi sono molto aggressivi, spesso vediamo aggressione ai danni di colleghi anche abbastanza gravi. Su questo si dovrebbe intervenire, si è cercato di intervenire, quasi di mettere insieme vari parti del governo, dalla giustizia alla sanità, perché secondo me, come ho già detto in passato, dobbiamo dire grazie a chi ha chiuso i manicomi giudiziari, perché quelli erano veramente la soluzione. Però ok, ripartiamo, però c'è bisogno di strutture adatte, all'interno puoi mettere queste persone, strutture adatte, strutture preparate, strutture con all'interno personale sanitario attrezzato. Si erano inventate le REMS, che erano i posti dove dovevano essere mandati i detenuti. Sì, ma perché appunto in pratica è pochissimo personale addetto per personale addetto mi riferisco. No, sono piccole, sì, infatti. Sono piccole, qualcuno non ancora aperto, qualcuno
utilizzata per altre, perché poi purtroppo, se ricordi Andrea, c'è stato il Covid, diciamo qualche struttura addirittura è stata usata per la questione Covid. Veramente sono stati un fallimento e certamente non sono la soluzione a questa tipologia di problema. La soluzione è una, individuale delle strutture dove mettere dentro queste persone malate, persone che non possono stare negli ospedali residenziali, perché ovviamente avendo questi tipi di problemi sono assolutamente non avvezzi al rispetto delle regole, sono assolutamente lontana anni luce da seguire una linea di trattamento, assolutamente. Purtroppo no, queste sono persone che vanno curate, Certo. e le puoi curare solo se hai specialisti ed hai dei luoghi specializzati per queste persone, che certamente ad oggi non può essere il carcere. Sì, ascolta, tu mi devi spiegare quello che è successo, quel grande successo che avete ottenuto grazie appunto all'opera del governo, del sottosegretario, rispetto per esempio ai tuoi colleghi che quando finiscono nelle rogne per denunce o cose del genere sono riusciti a ottenere questa volta la tutela legale, esatto? Assolutamente sì, questa è stata una grandissima vittoria da parte del sottosegretario di Stato alla Giustizia Castellari e del sottosegretario agli interni Nicola Molteni. È stato un lavoro veramente molto lungo, intenso, ma ha portato l'ottimo frutto. Perché appunto quello che ad oggi il collega per problemi attinenti al servizio ha il patrocinio gratuito da parte dello Stato. Anticipa tutto lo Stato, tu non devi tirare fuori più un euro. Cosa che invece prima non accadeva, prima un collega appunto che veniva... Ad oggi ancora, perché finché non viene recepito dall'amministrazione, ovvio, ad oggi se accade qualcosa, a prescindere che poi si chiuda bene o male, il collega è tenuto ad anticipare dei soldi e le spese legali, sappiamo bene che sono veramente esose, e quindi poi successivamente alla fine, se vieni prosciolto, puoi chiedere il rimborso, ma anche lì passano degli anni. Invece cosa cambia? Cambia che adesso tu non devi tirare fuori un euro, ci pensa lo Stato, e alla fine del procedimento, se tu vieni assolto, nulla devi allo Stato. Poi ovvio, se emerge che tu hai delle responsabilità, devi ridare, ma non ridai tutto insieme, quindi non è che, diciamo, devi affrontare delle spese enormi, ma li ridai man mano con un prelievo sulla busta paga. E adesso il regista sta cercando di contattare un altro ospite. Questa è una sorpresa che ti ho voluto fare io oggi, vediamo se ci riesce. Questo, Mimmo, finisco perché questo è veramente un grandissimo risultato, bisogna dire grazie alla Lega, perché è un progetto voluto assolutamente dalla Lega, è una proposta voluta assolutamente dalla Lega, e questo se ce ne fosse ancora bisogno è l'ennesima dimostrazione della vicinanza che Matteo Salvini e di conseguenza tutti gli appartenenti alla Lega, allo sottosegretario Stellari, allo sottosegretario Nicola Molteni, che spesso anche lui abbiamo avuto in trasmissione, credono e sono vicini a tutte le forze. Antonio Fellone, devo interrompere il tuo spot elettorale perché abbiamo con noi il gradito ospite e Suor Anna, la volontaria che appunto da anni si occupa dei detenuti e non solo, anche di tutti quelli che ci lavorano nel carcere di San Vittore. Suor Anna, benvenuta a Radio Libertà. Buongiorno a tutti. Allora, tu hai sentito, questo è Antonio Fellone, appunto è il segretario generale aggiunto del SINAP, nonché è un collaboratore appunto del sottosegretario di giustizia Andrea Ostellari, ed è una persona a cui tu ti potrai tranquillamente rivolgere, visto che il sottosegretario Ostellari è quello che si occupa del trattamento dei detenuti, per segnalargli qualsiasi necessità che tu appunto riscontri o raccogli nel tuo pellegrinare per il carcere, la casa circondariale di Milano di San Vittore, dove tu sei praticamente presente. Tu lo sai, Antonio, che questa suora è una suorina esile, ma non puoi capire quanto scassa le scatole,
più sono piccole, più sono fetenti. Ma credo di averla vista qualche volta a Sorana, a San Vittore, perché tu come pensai spesso sono a San Vittore, Sì, sì. magari siamo anche incrociati o incontrati, però non ho avuto mai il piacere di conoscerla e spero che ciò accada il prima possibile. Magari Appena ti conosco San incontreremo. Vittore. Tu calcola che comunque appunto il lavoro che voi fate come agenti di polizia penitenziaria è importante, perché appunto voi andate a sopperire a quelle che sono le carenze di certe istituzioni totali, ma ecco, ma il lavoro che appunto fa anche Suor Anna, che è quello di andare detenuto per detenuto a sentire i vari problemi, a cercare di mettere in contatto il detenuto con la famiglia, perché tante volte quando questi detenuti si ritrovano, non sono tutti facinorosi detenuti, insomma, quando ci sono detenuti che si ritrovano in galera e perdono i contatti con l'esterno. Ecco, Suor Anna è una di quelle instancabili, è una sorina piccolina, nonostante si sia mezza scassata un piede, lei da quando appunto si è scassata il piede ha continuato insistentemente ad andare e non ha ceduto un passo. Suor Anna, Sì, tu devi anche un attimino pensare a te, perché è giusto pensare agli altri, è giusto pensare agli ultimi e detenuti, però devi anche essere in forza pure tu, perché se ti piglia un coccolone, poi chi è che li assiste tutti i tuoi... no, non mi piglia il coccolone, ma sono rimasta ferma quasi 10 giorni, giorno e notte. Troppe. Senti un po', ma i problemi che tu forse non eri già in collegamento, ma Antonio Fellone appunto ha parlato di quelli che sono i problemi che tanti detenuti psichiatrici creano all'interno. Tu i detenuti psichiatrici com'è che li tratti? Ci Allora, parli con loro? certo, da parte mia c'è un'attenzione, un approccio da persona a persona. Per me sono appunto persone, quindi, o ragazzi o adulti che siano, e c'è un rapporto diretto, quindi probabilmente loro lo colgono sicuramente come per tutti noi, ma nonostante anche questa malattia molto insidiosa come quella psichiatrica, però lo colgono e quindi Ti accolgono bene, insomma. C'è sempre un bel impatto, ecco, non ci sono fatiche, ecco, di relazione, anzi, e io però non sono una competente, non sono una psichiatra, quindi mi stupisco ogni volta, ma questo deve essere appunto il bello, il dono della relazione, che quando è diretta e vera l'altro la accoglie sempre, indipendentemente dalle fatiche o dalle malattie che ha, come è molto chiaro anche appunto in altri ambiti, no? Certo. Le persone disabili gravi, eccetera, è sempre la stessa cosa. Sicuramente per loro è ancora più importante avere notizie, per tutti veramente, perché c'è tanta fragilità dentro, avere notizie dei familiari. Questa è la cosa che è quella che li spacca di più, ecco, Sì, di sì. più, veramente. E questo Quindi nei limiti del possibile, purtroppo le fatiche quali sono? Le fatiche non dipendono tanto dal carcere, le fatiche sono che se hanno parenti all'estero, in certi stati, per esempio il contratto del telefono non c'è come l'abbiamo noi in Italia, anche del cellulare o del fisso. E quindi se non c'è una pezza giustificativa, cioè questo contratto intestato a quella persona, che può essere il padre, la madre, la sorella, loro non vengono autorizzati dai tribunali se sono in attesa di giudizio o dai magistrati di sorveglianza o dalla direzione se sono invece definitivi, giusto? Ma prima di tutto dal tribunale, perché la maggioranza che c'è lì sono persone che sono in attesa di giudizio e ci stanno per mesi e mesi e mesi, e quindi l'autorizzazione devono averla dal tribunale. Se non ce l'hanno avuta mai dal tribunale, è ovvio che poi non gli arriva neanche dopo. E chiaramente quindi, questo provoca un carico di lavoro anche
per esempio sulla matricola della prigione, che appunto riceve quotidianamente richieste che deve appunto rigirare poi all'autorità giudiziaria competente. C'è un aggravio appunto anche di lavoro per gli agenti della polizia penitenziaria che Certo. sì. Loro sono già, voglio dire, oltre a questo, gli agenti che stanno nei reparti in sezione, per esempio, hanno un approccio con tutte queste persone psichiatriche, ma anche non psichiatriche, ma strafragili, molto attente, cioè c'è tantissima umanità, però loro se ne sobbarcano 8-10 ore, cioè io ci starò pure tanto, ma ci sto 4, 5, 6 ore, con tutte persone diverse. Loro con le stesse persone fanno tantissime ore e non sono né medici, né psichiatri, né psicologi, eppure hanno una capacità di relazione che è spettacolare. Certo. Se si stesse lì a guardarli come facendo una mosca che non si fa vedere. Questo purtroppo è la parte che non si vede, che non si dice mai. Io non è che voglio fare il loro difensore, che non sono nessuno tanto, ma è la verità. Tu sei una persona che sicuramente li vede all'opera, perciò sei tu deputata appunto a parlare di quanto queste persone che lavorano nelle prigioni, non che ci sono detenute perché hanno commesso errori, reati, e tu sei la più deputata a parlare. Vedi Antonio, chi ti ho invitato come ospite oggi, ti ho invitato questa suora che è un angelo appunto per i detenuti, però appunto sa anche prendere e dichiarare quello che è il vostro impegno. Sai, perché tu sono diverse trasmissioni, dici noi dobbiamo far sapere al mondo fuori che cosa fanno gli agenti penitenziari, sai, però se lo dici tu, se lo dice Federico o se lo dico io, diciamo è scontato. Il problema appunto è quando poi queste dichiarazioni vengono, questi attestati di stima vengono appunto da persone che sono neutre in questo senso qua, cioè stanno dalla parte dell'essere umano. Io appresso a Sorano ho conosciuto tanti altri religiosi che hanno dato tutto loro stessi per i detenuti e per i detenenti. Io mi sembra che ti hanno già parlato altre volte anche durante questa trasmissione, ho parlato dell'opera pia che svolge nel carcere di Regina Coeli padre Vittorio Trani, che sono ben 50 anni che è carcerato come cappellano. Ho parlato di Suor Paola, che l'unico difetto che ha Suor Paola è quello di essere laziale. Ecco, però appunto queste sono le persone che appunto contribuiscono assieme a voi della polizia penitenziaria al mantenimento della tranquillità. Assolutamente, Mimmo, ascoltavo con molta attenzione Sorana, la ringrazio per le bellissime parole che ha speso per la polizia penitenziaria. Ha detto la verità perché noi che lavoriamo da anni in questo settore conosciamo realmente l'umanità dei nostri colleghi, dei miei colleghi, perché veramente nel quotidiano è grazie a loro spesso che magari qualche detenuto può desistere da compiere atti purtroppo contro natura. Veramente c'è tanta umanità da parte dei miei colleghi, però ovviamente se lo diciamo noi possiamo sembrare di parte, ma quando lo dice un altro operatore che lavora nel quotidiano all'interno dei istituti penitenziari come Soranna, chi ci ascolta può comprendere e capire realmente quello che è la polizia penitenziaria. Come potrà anche capire chi ci ascolta questa pausa che noi dobbiamo dare, perché siamo al momento della pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci, siamo sempre in onda su Radio Libertà. Questo è lo spazio in collaborazione col SINAPE, col Sindacato Nazionale della Polizia Penitenziaria, col mio amico e co-conduttore Antonio Fellone.
e stiamo parlando appunto con Suor Anna, che è una suora volontaria nel carcere di San Vittore di Milano. E Suor Anna, beccati ancora i complimenti di Antonio Fellone, perché te li meriti. No, ci mancherebbe. Antonio. No, beh, ma assolutamente io ho apprezzato, perché credimi, sono anni che io lavoro in questo corpo, che mi occupo di polizia penitenziaria, che appartengo orgogliosamente alla polizia penitenziaria, e raramente ho sentito parole di elogio nei confronti nostri e dei miei colleghi che lavorano in prima linea, perché effettivamente, ripeto, quando siamo noi a dirlo, tu, io, Fede, come hai detto tu giustamente prima, siamo credibili ma fino a un certo punto, perché possiamo risultare di parte, ma quando a spendere queste bellissime parole a un operatore che comunque lavora all'interno dell'istituto penitenziario e non ha interessi verso il nostro corpo, questo fa capire alla gente a casa che ci ascolta il reale valore, no, del poliziotto penitenziario, perché spesso all'esterno emerge tutt'altro, spesso veniamo strumentalizzati, spesso veniamo additati come gente violenta, aguzzini o altro, o corrotti, chi ne ha più ne metta. Invece il corpo di polizia penitenziaria è formato dalla stragrandissima maggioranza di persone veramente che fanno il proprio dovere, mettendoci dentro passione, cuore e ripeto, Suor Anna l'ha detto prima, noi con queste persone ci viviamo 8-10 giorni, 10 ore al giorno. Gli altri operatori, magari nel caso di Suor Anna, ci sta 4-5 ore, ma vede diversi detenuti di diversi reparti. Invece bisogna rappresentare che il collega lavora in quel reparto 8-10 ore sempre con le stesse persone, e ci sono reparti dove comunque sono reclusi persone con problemi psichiatrici, che veramente fai una fatica abnorme a cercare di tenere tranquilli. Antonio, voglio chiedere a Suor Anna se nel suo pellegrinare fra una sezione e l'altra, in quel di San Vittore, lei viene accompagnata dai colleghi di Antonio Fellone, dagli agenti della polizia penitenziaria che stanno nei reparti nei raggi in cui tu vai a soccorrere tutti questi carcerati. Ti stanno appresso quando tu ti avvicini ai detenuti? Allora, c'è un rapporto di grandissima fiducia. Allora, quindi da una parte, appunto, io so che anche da parte loro sentono la responsabilità di esserci, perché giustamente dice, se succede può capitare qualcosa, può capitare il matto che ti tira addosso anche a te la pentola d'olio bollente. No, va bene, però allo stesso tempo hanno anche l'attenzione, intanto adesso ormai tutti questi anni mi conoscono bene, dal comandante fino all'ultima guardia, e quindi vedono il mio approccio rispetto a loro, ma anche soprattutto, direi, perché io posso dire quello che voglio, ma soprattutto loro, le persone detenute, che cercano, che sono riconoscenti, che sono hanno molta benevolenza nei miei confronti, eccetera. Cioè, non ti è mai capitato Suor Anna, non ti è mai capitato negli anni che tu appunto hai prestato il tuo servizio sia agli adulti che al minorile, perché Suor Anna si interessa anche dei minori, questa è una piccola parentesi, ma ne parleremo un'altra volta. Non ti è mai capitato? Ci puoi raccontare qualche volta che hai corso qualche rischio? Allora, direi proprio che non ne ho mai di fatto corso mai nessun rischio. Tu sei una miracolata del Signore, Suor Anna, mannaggia la miseria. No, perché c'è questa benevolenza che dentro una cura che loro ricevono, un rispetto, poi appunto io sono la volontaria, purtroppo a volte magari se la prendono appunto con la divisa. Certo. Nella misura in cui capiscono che hanno davanti delle persone, questa cosa diminuisce molto. A volte purtroppo se la prendono perché hanno questa fatica, questa sfida nei confronti dell'istituzione in generale. Quindi è ovvio che lì la gente gli ricorda l'istituzione che incontrano anche fuori dal carcere. Scusami, Suor Anna, perdonami, tu quando vai a San Vittore vai
In abiti, vai travestita o vai vestita da suora? No, io vado in abito da suora, però appunto è un abito. E non, Certo, e non trovi, non hai mai trovato fra tutti gli islamici che sono detenuti a San Vittore qualcuno che ha preso, ti ha guardato male, ti ha osteggiato proprio per quello che tu rappresenti come religione? Assolutamente no. Assolutamente no, perché intanto dipende molto da come, cioè se io faccio parlare l'abito che indosso come un potere, allora certamente credo che li avrei tutti addosso. Se invece appunto rimane l'abito, tra l'altro per i musulmani, gli arabi in particolare, la donna per di più suora hanno un grandissimo rispetto, proprio grandissimo. Quindi da questo punto di vista non ho... E per esempio, adesso faccio l'esempio, quando io faccio giocare, adesso sono pochi anche, ma nel 2016, 17, 18 così, quando ho iniziato, che facevo, mi era stato chiesto dalla direzione di far giocare i ragazzi al calcetto, io faccio l'arbitro, all'aria dei giovani adulti, e ne venivano giù tra i due piani anche 90, 100, di tutte le nazionalità, quindi albanesi, rumeni, America Latina, Italia tutta compresa, Africa, eccetera, nord, sud, di tutto. Eppure, nonostante avessi un sacco di ragazzi molto giovani e di varie con le loro fatiche, prima di tutto i loro reati personali, in più di diversa cultura, diversa religione, eccetera, eccetera, anche quando magari rischiavano di scazzottarsi, bastava che io mi mettevo semplicemente in mezzo e si fermavano subito. Si spostavano immediatamente e non facevano più niente. Questo per dire come a volte c'erano gli agenti presenti, ma non hanno mai dovuto usare modalità particolari. Anzi, poi andando avanti negli anni si è creata una collaborazione bella di intento educativo con gli agenti, che tuttora c'è, per cui si è, io sono stata, ho apprezzato e ho anche goduto, ecco, dell'attenzione e della parola educativa del brigadiere piuttosto che dell'ispettore o dell'agente che era lì, in un momento magari un po' di fatica dei ragazzi. E vedere che poi col tempo qualche ragazzo che è stato trasferito in altre carceri e che sono andata a trovare mi ha detto: ma lo sai, ti ricordi quel briga? E mi faceva capire chi era, ma con quelle parole mi ha fatto capire. Allora, scusate, io ritorno a quello che dicevo prima, là dove c'è un desiderio e una passione che parte pure per alcuni per un lavoro che fanno, no? Ma comunque c'è una passione per l'uomo, e per me da un'altra parte, ma abbiamo la stessa passione e ci rivolgiamo alle stesse persone. Se facciamo leva sull'umanità e sulle cose positive, belle, anche dei nostri caratteri, delle nostre modalità, di quello che ci è specifico per me da suora, per loro, per il loro lavoro di agenti, cioè diventa una bomba esplosiva bella, positiva, non un lanciarci le pietre a vicenda. Antonio Fellone, secondo te Soranna può essere adatta per arbitrare una partita fra il Napoli al San Paolo con qualsiasi altra squadra italiana? Secondo me, guarda, sto conoscendo adesso Soranna, ma la sentita ed è molto molto interessante ciò che dice, perché è molto interessante ciò che dice tantissima verità, perché vive nel quotidiano la realtà del mondo carcere. Io ascoltavo prima sul discorso dei ragazzi giovani, è vero, se noi andiamo a guardare istituti come Milano San Vittore, Milano Opera, lo stesso Bollate, Brescia, Cremona, diciamo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, all'interno di questi istituti lavorano tantissimi poliziotti giovani, tantissimi poliziotti alla prima esperienza,
e spesso si devono confrontare con persone molto più grandi di loro, con un'esperienza diversa, e nonostante ciò veramente a volte riescono a fare dei miracoli, e quindi quello che diceva Soranna è assolutamente vero. È una persona estremamente intelligente, veramente mi sta colpendo tanto, e spero di conoscerla il prima possibile dal vivo. Appena sarò su Milano e sarò a San Vittore, vado a cercarla io personalmente, perché queste sono figure che fanno bene alla nostra amministrazione, fanno bene al nostro mondo, perché spesso in passato si è creato un muro, no? Con chi magari parla di trattamento e chi è addetto alla sicurezza. Invece secondo me perseguiamo tutti lo stesso fine, quello di comunque di tornare a casa la sera e dire: oggi ho fatto una cosa buona, ho aiutato qualcuno e nello stesso tempo ho garantito la sicurezza facendo il mio lavoro. E questo è un muro che deve essere abbattuto, perché non ci deve stare più differenza tra chi entra in un istituto e crede nel trattamento e nel recupero di una persona rispetto a chi entra in un istituto per garantire la sicurezza, perché comunque noi dobbiamo, come dice sempre il sottosegretario Stellari, il trattamento passa attraverso la sicurezza. Più persone ci sono, più personale c'è disponibile sia in materia di sicurezza che in materia di trattamento, e più la possibilità di recuperare persone, la percentuale si alza. Quindi questa è la mia idea e spero che la condivida Soranna. Sì, infatti. Soranna, tu sei libera di girare fra una cella e l'altra, o devi farti chiamare i detenuti e farteli portare in qualche... Allora, no, io da questo punto di vista devo ringraziare appunto alla massima potenza tutti i settori, perché mi danno la possibilità, adesso poi che appunto a maggior ragione, adesso che c'è il regime chiuso, di andare sui piani e di girare tutto il piano. Io in genere vado davanti al cancello, perché così chiedo come stanno, a qualcuno magari devo dare qualche comunicazione per dei familiari o se vogliono che chieda all'avvocato se viene, che hanno bisogno, o va benissimo. Però anche gli altri che non chiedono niente o che non hanno nessuno, ecco, da poter anche solo dire un saluto, un sorriso, un sapere come sta, e mi danno questa possibilità di fare il giro su tutto il piano. Loro non mi stanno appiccicati, vedono dove sono. Io di solito, ma giustamente per una collaborazione sono aperta, io in genere dico: guardi che mi sposto lì così, o questo è, ma mi lasciano molto libera. Se c'è un bisogno per cui mi dicono, perché purtroppo sono sempre veramente troppo pochi, allora per esempio capita che magari c'è un agente su 2 piani, perché devono anche darsi in cambio se vogliono andare a mettere qualcosa nello stomaco, credo che fosse opportuno, allora loro tranquillamente me lo dicono, dice: guardi, io adesso qui devo, benissimo, mi sposto, ecco, io sono elastico, nella massima attenzione, ecco, anche al loro lavoro, loro me lo chiedono, me lo dicono, però c'è anche la massima fiducia nei miei confronti, perché vedono che questo contatto, il fatto che le persone che sono lì detenute mi vedono, sentono un saluto piuttosto che una comunicazione, gli fa bene. Questo è l'umanità, insomma, e di questo abbiamo bisogno. Allora calcola, cara Soranna, che praticamente non puoi scappare. Quando appunto Antonio verrà qua in trasmissione di presenza, ci dovrai essere anche tu, così facciamo la conoscenza diretta, perché è meglio che la facciamo qua da Radio Libertà, o la vuoi fare direttamente a San Vittore? Dai. Io penso... Vabbè, a San Vittore quando verrà ci incontreremo. Lui mi riconosce sicuramente. Io me lo dovrà dire lui che è lui. Però io vi vorrei tutte e due qua. Non è che mi posso appellare a San Gennaro, a Sant'Ambrogio per avervi in presenza. Insomma, è più piacevole fare le trasmissioni in presenza qua nello studio. No, su questo confermo, assolutamente ragione. Di presenza alla radio, alla meglio. È tutt'altra esperienza. Io glielo consiglio, Soranna. Certo. Spesso vengo, purtroppo i miei
a volte non ho tempo. Venerdì prossimo non posso perché sono ancora fuori in vacanza, ma venerdì l'altro ancora sarò di presenza perché te lo prometto Mimmo e faremo una bellissima trasmissione. E calcola che se vieni senza la mozzarella blu, io è l'ultima trasmissione che ti faccio fare, capito? Voglio le mozzarelle blu, le voglio, le pretendo. Le mozzarelle blu te le posso a prescindere dalla trasmissione, lo sai. Sì. Te le meriti. Voglio non vedere. Fai nulla nella vita, ormai non lavori più da una vita, però voglio dire, sei una persona che comunque ti dà da fare. Quello diciamo, che tra tu una dici, vacanza e l'altra comunque sei sempre disponibile. Antonio Fellone, segretario generale aggiunto del SINAP, stai dicendo una grossa imprecisione. Sappi che io ormai dal mese di novembre del 2023, sono ritornato a lavorare e per venire a fare queste trasmissioni io rubo tempo al mio lavoro, hai capito? E vengo qua. Praticamente il tempo che io passo qua in questa radio a gratis, poi prendo e lo recupero sul lavoro lavorando fino alle 11 di sera, a mezzanotte, oppure portandomi il lavoro a casa, perché io sono, da questo lato sono instancabile, in quello appunto è per questo che mi stai simpatico tu, come mi sta simpatica anche Solanna, perché siete delle persone instancabili anche voi. In quello ci riconosciamo e in quello appunto ci... Mimmo, quanti anni so che facciamo questa trasmissione? Troppi! 7-8 anni, no? Sì. Diciamo, ormai ogni venerdì è un appuntamento fisso e devo dire la verità, sono contento perché è un appuntamento di successo, ci seguono in tanti, è andato sempre bene. È vero, ti riconosco il fatto comunque che sei sempre disponibile, diciamo, spesso sei in vacanza, però vabbè, ogni tanto capita anche a te lavorare, però ci abbiamo speso tantissimi sacrifici, tu, Federico, io, perché togliamo spesso tempo sia al lavoro ma anche alla famiglia, altri magari interessi, però è un qualcosa che facciamo con passione, amore, perché ci teniamo, no? Il nostro obiettivo qual è? Che emerga all'esterno la reale situazione del mondo carcere, il reale valore del poliziotto che lavora all'interno, dell'educatore, di tutti gli operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, perché siamo l'unica trasmissione sul territorio nazionale che parla di carcere e di polizia penitenziaria. Ed è un mondo che comunque attrae, è un mondo che desta curiosità, perché non so se a me spesso capita a volte che sono in giro in treno, magari parli con qualcuno, dice: che lavoro fai? Io sono un agente di polizia penitenziaria, apri di cielo, parte l'interrogatorio, perché c'è una curiosità attorno al nostro mondo che è veramente qualcosa di assoluto. Quindi noi facciamo veramente un bel servizio e diamo veramente, regaliamo bel servizio a chi ci ascolta, perché veramente il mondo carcere attrae. E spesso ai noi emerge solo il peggio che c'è all'interno di ogni istituto penitenziario. Invece all'interno degli istituti penitenziari c'è anche tantissima umanità, ci sono veramente tantissime cose belle che potrebbero essere portate all'esterno, ma purtroppo chi si occupa di notizie, chi si occupa di comunicazione preferisce altro perché magari fa più audience. Invece io sono convinto che comunque anche le cose belle del carcere possono interessare a chi sta all'esterno. Infatti non per niente io oggi ho voluto insistere affinché Soranna fosse presente almeno telefonicamente, perché Soranna è una di quelle che testimonia il bene, l'umanità che c'è, il bene e l'umanità di cui c'è necessità nelle carceri italiane. Chi è che è cascato giù? Soranna? Io ci sono. Perché c'è un segnale. Chi è che ti fai tu? Antonio, ci sei? O sei scappato? Mi sa che ci siamo persi Antonio. E comunque, ecco perché. Ora proviamo a ricontattarlo. E comunque appunto insomma è necessario, vedi Soranna, fare queste trasmissioni, è necessario rendere pubblica quello che appunto di buono e quelle che sono le necessità umane che ci sono nelle prigioni, ripeto, perché poi appunto appresso
Io sono 7-8 anni che faccio queste, ho dato voce appunto alla polizia penitenziaria perché ritenevo giusto, era una categoria lavoratrice poco attenzionata. Però appunto Sì. ecco, c'è da dare tanta attenzione appunto a tutto il resto di umano che c'è anche nelle prigioni. Insomma, noi siamo persone adatte, deputate a parlare di queste cose qua, perché siamo persone che conosciamo quello di cui andiamo a parlare ogni volta. Perciò Esatto, ma posso aggiungere una cosa? devi, non puoi, devi, aggiungi. Allora, penso che dobbiamo anche riprendere, cioè accorgerci forse, che stiamo perdendo da persone, indipendentemente dal nostro credo, ma già solo come persone. Poi io certamente lo dico da persona, da suora, da persona consacrata. È inutile che continuiamo a puntare a far critiche, o poi alla fine si prende sempre la punta dell'iceberg. Certo. E il problema è alla base è molto più profondo, molto più sotto, non è la punta dell'iceberg che si vede. E non facciamo, è molto più difficile fare leva sul positivo. Ormai siamo intontiti da questa modalità che passa attraverso i media di tutti i tipi, di una continua critica, pettegoletti, chiacchiericci, di tutti i tipi, di parole vuote, e così stiamo facendo anche su questi argomenti che toccano le persone, dove tante persone perdono la vita, e la perdono da entrambe le parti, mi sembra. Certo, come no, voglio. Proporzionalmente direi da entrambe le parti. Sì, perché non dobbiamo fare leva su quello che ci accomuna e su quello che può dare le ali agli uni e agli altri. E agire per il bene. Ho anche tanti familiari che ringraziano, a me lo dicono. Sono andata ai colloqui, sono andata a chiedere, con tanta cortesia mi hanno detto, mi hanno spiegato. Io non sento mai che qualcuno lo dice appunto nelle radio o sui giornali, eccetera. E allora lì chi è che glielo dice? Adesso abbiamo recuperato Antonio Fellone, che sta ascoltando anche lui. Vedi Antonio, ecco, questa è un'altra testimonianza che Sor Paola ci dà su quello che appunto è l'utilità del bene. Quando si fa il proprio lavoro con passione e per il bene, ne vengono fuori sempre risultati positivi. Assolutamente bene, sì. Bene. Certo, se invece si parla sempre male, contagiamo, però così non ci accorgiamo che lo inneschiamo anche noi il male. Cioè, questo non vuol dire non parlare dei problemi, non vuol dire non parlare della morte, non parlare, non lo so io, della fatica di questo regime chiuso, non parlare della fragilità. No, cioè si parla di quello che è una fatica. Il carcere è tutta fatica, è tutto dolore, cioè è atroci, è tanta angoscia, certo, ma cosa può fare leva per far stare meglio dentro una situazione che comunque non sarà mai bella, perché è ristretta, le persone che purtroppo perché hanno combinato o perché non l'hanno combinata, ma che comunque passano da lì, ecco, che non sappiamo ancora se sono neanche dei colpevoli o sì o no, ma comunque magari vengono condannati. In ogni caso devono stare lì. Okay. E così pure per chi ci lavora, certo, a tutti i titoli, come educatori, come agenti, come operatori sanitari, come noi forse volontari siamo quelli più fortunati, perché noi lo facciamo intanto perché vogliamo andare, e siamo anche quelli che rimangono, cioè, giusto ciascuno le ore che può. Sor Paola, come ho detto in altre occasioni, il carcere ti cattura, cioè quando uno si avvicina al carcere
rimane catturato, e questo succede per chi commette reati che ci viene portato, oppure chi si avvicina al carcere, chi per lavoro, ed il povero Antonio Fellone deve fare per almeno 40 anni, no? Più di un ergastolo, oppure come te, Sor Paoli, tutta la marea di volontari che ci sono nel carcere di San Vittorio, ma come in tutte le carceri italiane, che siete stati catturati dal carcere, perché il carcere, fra le tante storture, brutture che rappresenta, però rappresenta anche un enorme desiderio di bene, un enorme desiderio di umanità, ed è quello che ci cattura tutti quanti. Cari amici miei, cara Suor Anna e caro Antonio Fellone, il tempo ormai è trascorso, siamo arrivati al termine della trasmissione. Vi devo ringraziare per questa vostra partecipazione, e rimando al discorso io vi voglio in radio tutti e due assieme qua, insomma. La conoscenza fra Suor Anna e Antonio Fellone deve avvenire a Radio Libertà, non davanti o sotto le mura del carcere di San Vittore, capito? Va bene, Assolutamente. anche entrambi. Ringraziamo Suor Anna e la lasciamo andare, perché Suor Anna a breve dovrà ricominciare appunto nei suoi impegni. Che devi andare cosa devi andare a fare oggi? I ragazzini, i minorenni? No, oggi sì, minori sì, ma in giro per strada. Ho capito, vabbè. Grazie Suor Anna e buon lavoro. Ciao Suor Anna. Ciao. Antonio Fellone, come al solito, siamo agli ultimi pochissimi momenti. Fai tu una trasmissione molto interessante, perché a volte invitare anche altri operatori che lavorano all'interno degli istituti penitenziari fa emergere anche l'altra parte, no? Di quel mondo che lavora all'interno degli istituti. Quindi vedi, noi andiamo sempre avanti e cerchiamo sempre di fare cose interessanti. Guaglio, parliamoci chiaramente, andiamo avanti, ma se non mi porti le mozzarelle io non ti faccio più entrare qua in radio, va bene? Voglio le mozzarelle. Perché... Diciamo che nonostante l'età riesci sempre a fare un ottimo lavoro, complimenti. Noi ci sentiamo venerdì prossimo. Ok. Io sarò sempre fuori anche venerdì. Come sai bene, sto cercando di riposarmi un po', ma figurati, magari non ci riesco, ma va bene così, perché quando, come diceva prima Suor Anna, quando fai le cose con amore e passione difficilmente riesci a staccare, quindi noi siamo sempre sul pezzo, perché se il collega ha bisogno non ci sono vacanze che tengano, perché comunque io credo che la vicinanza a questi ragazzi e ragazze che lavorano in prima linea non deve mai mancare. La vicinanza è necessaria e dovuta, perché vivono veramente situazioni dure e tu gli devi essere vicino, perché d'altronde questo è il tuo compito, questa è la tua passione. Ma assolutamente sì. Mi conosci da anni e lo sai che lo faccio con passione, amore e orgoglio, quindi da parte mia non ci sarà mai nessuna mancanza, perché se un giorno dovessi stancarmi, che poi arrivo all'estremo, allora per correttezza dirò ai miei colleghi: ragazzi, io stanco, ma credo che arriverò fino all'ultimo giorno della mia vita a fare questo lavoro, perché mi piace, ci metto tanta passione, amore, e io dico sempre che aiutare gli altri ti rende veramente felice, se lo fai col cuore ti rende felice, quindi continuerò sempre finché avrò forza. Grazie, ringrazio io a nome di tutti gli altri. Fatti aiutare se ti capita, tu sai che c'è sempre qualcuno che ti può aiutare, dagli obbligalo ad aiutarti, va bene? Va bene, Mimmo. Buona giornata a te, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla polizia penitenziaria al mondo carcere, grazie al regista Lorenzo, il nuovo regista Lorenzo da Terni e tifoso molto probabilmente della Ternana. Ci conosceremo presto e niente, Mimmo, ci vediamo, sentiamo venerdì. Grazie sempre a te. Grazie a tutti quanti voi e continuate a restare su Radio Libertà. Avete ascoltato Spazio Più.